Mi sono Peppa Porsella. Questo è mio fratello. Questa è la scrofa di mia mare. E questo è il parco di mio pare. Siamo una famiglia di maschi. Frittaie. Ma savio da guardarmi, non so mica la Clerici. È il culonte che l'avresti per quella. Antonella s'affetta. Indovina. I bigoli. Le malà. Ehi, comunque se te vuoi una man, ricordate che tuo marito è un mago in cucina. Infatti, l'unica volta che l'ha fatto da Maerlu, le robe non le faceva in tempo a arrivare in tavola, che le sparea prima. E a differenza del mago che te dendrio le robe, mi non gori dendrio un bel niente. Te si un suina. Mamma, ne effetto le frittaie dolci. Dove t'ho visto la ricetta? Lo trova su un sito internet, però questa è la versione light, e te manda tutto l'ori. Farina light delle Ande peruviane a soli 8 euro al chilo, ovo di gallina dell'Himalaya a 5 euro l'uno, e infine latte di mucca giapponese. E se che t'ha dato al litro? Solo 10 euro! Adesso sono curioso di vedere come la fa per girarla. Tasi. Da vedere se non la fa un casino, guarda. Grande! Ehi, la botta del cul del principiante. Allora, visto che te fai figo, la tua te la fai da solo, va ben? Va bene, sa che? Pensi tu che non sei mia buona a far da maiale? Oramai impara anche a me per quanto te me fracassai i coglioni con Masterchef. Buona! È la buona, Gino. Deve dare però che questa la finisse sui fornei. Sta attenta, eh? Occhio. Yeah! E voilà! Bra, la tenda bene, però ricordate che non tutte le frittate riescono con il buco. Le ciambelle, mona! Wow, che salsa è la? La sarà salsa de foie de acero che farà sua Bosco Cesanova. Buonissima! Solo che Eila che le vende per salsa de acero delle Ande peruviane e che la sarà so qualche 20 euro a boccetta. Ma Tasi! Ehi, sa che te impara a fame anche la mia, dai. No, visto che ti hai rotto le balle tutto il tempo, adesso te rangi e mi gusto la mia, va ben? Va bene, mi arrangio. È la buona. Le da pel d'oca. Butoletti, voglio vedere Masterchef. Versiamo il composto per quest'ultima frittaia e a questo punto vogliamo vederla saltare. Sì, sì! A che mi, Craco, e me fa una pippa! Grande Masterchef! Vai Mona, l'era anche l'ultima. Adesso se te eri 20 kg manco te potevi montare sul tavolo. Ma non sta a rompermi i coglioni. Che so là che non ne tocca andare al pronto soccorso. Ma sì, dai, ora di domani mattina la verrà so. Intanto noi altri andiamo in letto. Ciao, Master Shem. Copete. Che fai un scherzo? Appena sentimo che se ribalta ne moso, dai. La forza della mente. Staccate, roia della frittaia. Com'è la che te che ancora da ribaltarti? Papà, ma cosa stai facendo? E se avrà inventato un nuovo sistema per mangiare, avuto anche un po' di sciroppo d'acero. Metti e tasi. Ah, sono curiosa di vedere come te fai a mangiarla. Anche me! Guardi qua. Maschio. Got. Talent. Te sei un luamaro. Vuoi fare i provini? Ma dovuto andare. Bravo Maurello, anche se te che hai fatto un finale un po' slacquarisso. Ma l'ha finito di lamentarti. Che andrì una settimana perché non che venia l'ispirazione per sto finale, poveretto. Non sta a ascoltarlo! Piuttosto ricordavi alla gente qua che se gli è piaciuta la puntata, i metta al manco un mi piace. E se che piasua tanto, i le condivida. E se non che piace per niente, che va a torsela in cul. Papà è pronto. Cosa c'è da mangiare?